Una risorsa vera è uno strumento di crescita e di sviluppo, così oggi le imprese del terziario della Marca vedono le banche uno scenario nuovo dopo anni di muro contro muro, acuito dalla grave crisi economica che ha azzoppato il settore del commercio. Le imprese e la banca chiedono fondamentalmente di essere loro partner nei progetti di sviluppo, un partner che interpreti le loro esigenze che cambiano continuamente. La fotografia è stata scattata da Econ Lab Network, che per conto di Veneto Banca ha elaborato i dati del questionario somministrato alle imprese associate a Ascom di Treviso. Cosa chiedono le imprese? Innanzitutto la riduzione dei costi bancari, che sono il principale motivo di insoddisfazione dichiarato dalle imprese. E poi Vogliono una banca che sia al loro fianco e soprattutto una banca che interpreti non solo diciamo, i numeri in senso stretto, ma anche le idee innovative, le persone, la passione che si mette nel lavoro. l'analisi ha elaborato 462 questionari restituiti da altrettanti associati con un fatturato inferiore ai 500.000 euro o con un massimo di 3 addetti e operanti da almeno 20 anni. L'80% delle imprese monitorate ha dichiarato di lavorare al massimo con 2 istituti bancari, ma allo Stato risulta la quasi assenza di utilizzo della tecnologia mobile per interagire con la banca. Prevalente nel 76% dei casi l'uso di denaro contante come strumento prevalente di pagamento. Per quanto riguarda le forme di finanziamento, notevole è il ricorso al fido di cassa. È tutto legato alla necessità di avere una liquidità corrente, questa è la chiave che in questo momento diciamo, contraddistingue la richiesta di credito da parte del terziario. Per il presidente di Confcommercio Renato Salvadori le tematiche emerse meritano un approfondimento non dogmatico da parte degli istituti bancari, così come dovrebbe essere ricordata la presenza e il valore dei consorzi fidi che andrebbero utilizzati per ciò che sono veramente, cioè un concreto facilitatore tra l'impresa e le sue esigenze nel rapporto che la stessa manifesta rispetto all'operatività bancaria.